giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Sarà il Museo Civico della Laguna Sud, in Campo Marconi a Chioggia, la sede dell'ufficio turistico per il centro storico. Lo ha stabilito l'OGD nel corso dell'ultima seduta, specificando che l'apertura è prevista entro il prossimo mese. Molti turisti, spiega il presidente degli albergatori, Giuliano Boscolo, considerano già il museo quale luogo di informazioni per chi arriva in città. Avevamo già chiesto che esso fosse reso disponibile anche a questo scopo e grazie all'assessora Isabella Penzo ciò è diventato realtà. Quest'ultima considera funzionale la location designata, anche se non nega che la destinazione migliore sarebbe la Loggia dei Bandi, in Corso del Popolo, per quanto non percorribile in breve tempo. Aumentano purtroppo anche a Chioggia i casi di positività al Covid-19 riscontrati negli ultimi giorni, in parallelo a quanto sta avvenendo nel territorio nazionale. 2 dipendenti di una società multi-utility del territorio sono risultati contagiati. Dei 2, uno è asintomatico, mentre un terzo collega è in stato di isolamento fiduciario a domicilio per aver avuto contatti con uno dei 2 malati. Fortunatamente i tamponi eseguiti agli altri lavoratori dello stesso settore sono risultati tutti negativi. Anche negli istituti scolastici superiori della città sono state registrate 2 positività. La prima è in capo a una studentessa a casa da qualche giorno, mentre le analisi effettuate da compagni di classe e docenti sono risultate negative. In un'altra scuola superiore di secondo grado, 3 giorni fa è stata una seconda ragazza a manifestare la positività al virus. In tal caso tutta la classe è stata sottoposta a quarantena. La Procura della Repubblica di Venezia, con la Pubblico Ministero Laura Cameli, ha chiesto 8 anni e 4 mesi di reclusione per Guerrino Sambin, il 58enne di Cavarzere che la sera dell'8 dicembre 2018 ebbe un litigio con Armando Forza, di 20 anni più anziano, il quale è poi caduto a terra per un infarto, senza rialzarsi. Sambin è accusato di omicidio preterintenzionale. Anche la procura conferma che l'uomo non aveva la volontà di uccidere, ma secondo la tesi accusatoria la morte sarebbe sopraggiunta a seguito della concitazione. Forza era infatti cardiopatico. Nello stesso processo la parte civile, ovvero la famiglia dell'anziano scomparso, ha chiesto a Guerrino Sambin anche il risarcimento dei danni per 400.000 euro. La causa è stata rinviata all'11 novembre per l'audizione delle repliche. Avendo chiesto il rito abbreviato, l'accusato comunque sconterebbe solo un terzo dell'eventuale pena. È iniziata ieri con la surroga dei consiglieri passati alla Giunta e l'esposizione del programma l'avventura del Consiglio regionale Veneto per i prossimi 5 anni.
L'Assemblea, nata dalle elezioni del 20 e 21 settembre scorsi, ha assicurato una maggioranza schiacciante al presidente della giunta Luca Zaia, che nella prolusione ha dedicato ampio spazio all'emergenza sanitaria e alle iniziative in atto per contrastarla. In aula sono intervenuti anche i consiglieri di opposizione. Per il Movimento 5 Stelle, l'unica esponente Erika Baldin ha condiviso le intenzioni riportate dalla controparte, anche se l'ha stimolata a essere più incisiva nelle questioni ambientali e nella digitalizzazione amministrativa. Dal canto suo, l'esordiente Jonathan Montanariello del PD ha rivendicato l'esigenza di parificare l'attenzione rivolta altrove anche all'area metropolitana di Venezia e segnatamente alla sua parte meridionale, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale. Le opposizioni comunque hanno ribadito la propria distanza dalla linea Zaia, ritenuta inadeguata a risolvere lo stato di cose nella sanità e nell'economia. Ciao Davide, senti, sono passato di qua, ho visto questa birra alla zucca, ma mi spieghi un po' meglio da dove salta fuori? Certo Andrea, allora abbiamo una birra alla zucca di Baladin, una birra che comunque ha una storicità che circa 500 anni perché fu inventata dagli anglosassoni durante la colonizzazione negli Stati Uniti. Lui l'ha ripresa per aiutare la Proloco di un paesino di Piemonte durante la fiera della zucca, e durante questa fiera piacque così tanto che lui decise di metterla in produzione. È una birra che si sposa sicuramente con tutti i piatti a base di zucca e con i dolci, una birra veramente molto interessante. Una cosa è certa, Tom Cruise non si tira indietro. Il divo hollywoodiano torna a Venezia dopo averla abbandonata in fretta a febbraio, all'esplodere della prima ondata pandemica, quando i set per Mission Impossible 7 erano già allestiti. Ma la sempreverde star di Top Gun se n'era andata con una promessa: tornerò. E così è stato. Venezia, in cerca di rianimare un'economia compromessa, ringrazia. Molto limitato il alone di mistero attorno all'arrivo di Cruise in laguna. Soggiorno all'Hotel Gritti, come di consueto, Taxi, Desio e Amore, protagonisti anche in scena, e la solita disponibilità con i fan di tutte le età. Prime riprese nella zona di Campo San Giacomo d'Alorio e nei ricchi lo circondano. Set tutt'altro che blindato, soprattutto durante le prove, quando Tom, osannato da decine di ragazzini pronti a invocare il suo nome, ha regalato selfie e saluti alla debita distanza. Nessuna sorpresa nemmeno per quanto riguarda gli stunt. Sarà lo stesso Cruise a eseguire come sempre tutte le scene d'azione, incluse le più rischiose. Di sicuro lo si vedrà saltare tra un taxi all'altro, con comprovata agilità, sul caratteristico Rio di Saint-Jean-de-Gaulat, illuminato ad hoc per le riprese notturne. La produzione di Libra, settimo capitolo della saga cinematografica dedicata alle avventure dell'agente Ethan Hunt, è di quelle costose ad alto budget e avviene in contemporanea a quella per il successivo episodio di Mission Impossible, l'ottavo, ancora senza titolo, entrambi per la regia del premio Oscar Christopher McQuarrie. Non è dato ancora sapere se le scene veneziane finiranno nell'uno o nell'altro action movie. Nei prossimi giorni e fino al 3 novembre ci sarà ancora molta Hollywood in laguna. Set previsti in zona Beccarie e Carampani a San Polo, tra Santa Marina e lo scenografico Ponte Consafelzi a Castello, e immancabilmente nell'area manciana, tra Piazza San Marco e Palazzo Ducale.